Il presente. Non si sente. Devo parlare con te. Una parola. Lo so. Pronto così. Dicevano quando alzate il braccio, non si sente. Allora, in attesa che ci sono troppo bassi. Si strombaccano. Un po' regolare. Regolare i bassi. Allora, mi presento, sono Gaetano Ranieri, come dicevo prima, assessore, già professore di biofisica applicata, ultimamente di diagnostica delle costruzioni dei sistemi culturali, presso l'Università di Cagliari, prima sono stato direttore del dipartimento, del più grande dipartimento d'Italia a Torino, nel tecnico di Torino per 10 anni. Sono ingegnere minerario, quindi sono città giusta. Queste cose e poi fisico perché poi ho fatto la scuola di geofisica in Svezia e sono ordinario ero ordinario dal 1986, quindi è il più vecchio del decano quindi dell'università. Successivamente ho fatto dopo la laurea dei minerali, il giorno dopo che mi sono laureato sotto il militare, il giorno dopo che ho finito il servizio militare ho preso servizio all'università. E il giorno dopo che sapevo 3 anni dovuti per avere il carico di insegnamento, ho avuto il carico di insegnamento. Quindi io sono il più giovane ingegnere d'Italia e il più giovane professore per ingegnere. Però mi è rimasta la voglia di suonare la chitarra. Forse potrebbe essere più libero. Famoso per la scoperta del campo archeologico. Ci sono 3 motivi. Il primo motivo è che ero allora ancora 22 anni fa, ero allora un Politecnico di Torino, ero in Sardegna per fare delle indagini a progetto europeo e andammo a Settimo San Pietro per dare il pozzo di Settimo San Pietro, che è una delle più grandi opere di ingegneria idraulica fatte al mondo. Una cosa che lo conoscete? In cima alla collina si trova questo pozzo, abbiamo fatto delle indagini, c'erano l'Università di Barcellona, l'Università di Parigi, la Sorbonne e altre persone. Noi abbiamo fatto delle indagini per capire se sotto quella pintura c'è sempre e soprattutto per capire come mai questo era fatto un pozzo che era sempre venne fuori l'articolo Indiana Jones con il sonno sulla riunione del Sacro, 6 colonne, tutta una pagina intera con fotografie di cose. E io mi arrabbiai un po'. Per 2 motivi. Il primo motivo è che mi avevano messo sonno, invece era arrivata. E il secondo era che mi avevano paragonato a Indiana Jones. Ma quando dissi che io mi stavo per questo a casa, mia moglie mi sfidò per la giacca e disse: ma guarda che Indiana Jones continua. Allora, oltre la vanità, mi sono. Mi perdoni, professore. Potrebbe, perché io personalmente almeno non si capisce niente. Parlo senza forse probabilmente senza microfono, siccome la sala è mezza vuota, molto
sentiamo meglio. Provare, almeno non è molto facile. Io ho una voce bassa, però allora parlo da parte. Proviamo, perché è inutile, il microfono rimuova talmente tanto che non si capisce. Se vi mettete magari tutti da questa parte, Grazie, mi scusi. No, allora, il primo motivo era la vanità. E quindi siamo un po' tutti per il secondo motivo, ve lo dirò nel corso di chiacchierate, era un incontro con un archeologo particolare, veramente eccezionale. E il terzo motivo era una gita fatta a Miami, anzi a Orlando, con mio figlio, e sono andato a vedere l'Universal Studios, cioè gli studi cinematografici dove operava Steven Spielberg e Camazis, e vedo una fila di gente, mi metto in fila con mio figlio, perché qualche cosa da vedere ci sarà, c'è una fila di gente. Passo 2 ore in fila e vedo la cosa più bella degli Stati Uniti. Entro nella macchina di ritorno al futuro. Vi assicuro che è un'emozione pazzesca, perché siamo stati catapultati sottoterra. Si vedevano i vulcani, le talpe che si spostavano con questa macchina, e si vedeva tutto sopra, le città sono nascoste. Ho detto a mio figlio, questo lo faccio anche io. E dopo 20 anni, esattamente i 20 anni reclamati nel film, dove Doc, l'inventore di questa macchina, che doveva ritornare a galla il 15 di ottobre del 2015. Io il 15 di ottobre del 2015 ho finito di studiare multiplano. Quindi mi ripropongo di fare il nuovo Doc e spero che tra 20 anni, potrei anche ancora essere vivo, io vi scopro veramente tutto multiplano. Perché? Ve lo dico adesso. Monty Prama, che forse voi avete, anzi sicuramente avete conosciuto nei giornali, che sono una grande scoperta, fu già una grande scoperta 42 anni fa, esattamente il 31 marzo del 1974. Era casualmente, ed è una cosa incredibile, che questo a 8.714 km di distanza, con le stesse modalità, un contadino che arava la terra, in Cina un contadino trova la testa delle statue di terracotta, che sono diventato il sito più visitato al mondo. Ma noi abbiamo aspettato 40 anni per poter aprire un museo, anzi 2 musei, perché non ci si è messi d'accordo dove dovessero stare le statue, se dove sono state incontrate o dove c'era la maggior parte dei turisti che poteva arrivare e cercarle. E quindi, mentre in Cina, in 4 anni, hanno reso il sito un posto dove 7 milioni di persone all'anno visitano. E da una cittadina di 400.000 abitanti sono passati a 14 milioni di abitanti, con alberghi a 17 stelle, con un mare attorno a questa scoperta. Pensate un po'. Vedrete tutto quello che vi mostrerò. Se noi andassimo alla velocità con cui siamo andati, provate a sapere quanto tempo ci impiegheremo a valorizzare. Quanti? 80 anni. Perché? C'è 2000 anni. No, 4.000 anni, che diventano archeologici gli scavi. Diventano veramente archeologici. Quindi è veramente una cosa pazzesca.
Uno dice, ma noi siamo qui a Carbonia, stiamo parlando degli scavi a Monteprano. Ma voi immaginate che cosa possa essere una cosa del genere come attrazione. Viene un americano a vedere. Cosa fa? Va a Monteprano e basta. Dopo che ha mangiato, dopo che ha visto, no, ha mangiato la bottacca, un po' di pesci, perché mungi la merda, dopodiché deve andare da un'altra parte. Se magari può stare lì in mare, c'è un paio di roba da vedere, sì, bellissimo. Così come tutte le regioni della Sardegna. Quindi potremmo studiare dal punto di vista turistico percorsi, compendi che possono far vedere la Sardegna bella. Qualcuno dall'altra parte c'è un altro tipo di Sardegna drammatica, di lavoro, di ambiente sostenibile, di complessi, anche quello da tenere d'occhio, ma questo sono opportunità da non perdere. E la cosa strana, vi dico prima i guai, poi dopo anche qualche bella informazione, è che noi, università, abbiamo fatto una trafila, come sempre, professori universitari cosa fanno? Studiano un problema e a questo problema ve lo racconterò meglio durante la conversazione, mi sono dedicato io, cioè quello di inventare delle cose nuove. D'altra parte, lo diceva un giovanotto molto brillante, un certo Einstein, che diceva l'immaginazione viene molto prima della conoscenza. Se tu non immagini il futuro, che razza di ricerca vuoi fare? La ricerca che già esiste. Non possiamo rimanere fermi alle miniere, sono ingegnere minerario per carità, non disconosco, è la laurea più bella che si possa è anche si viene colto, però dobbiamo andare oltre e pensare oltre. E quindi sono opportunità. Non solo per Monteprano, non solo per i Sini, ma proprio per queste regioni drammaticamente poste all'ultimo posto delle regioni dell'Europa, con un mare di disoccupati, perché l'industria non ha fatto un flop micidiale. E questa è un po' una storia millenaria, più che millenaria, della Sardegna. Non voglio fare politica perché me ne faccio, non mi interessa nessuno. Però vedo che c'è, sono abbastanza pragmatico, vedo che c'è un tesoro e io sono abituato a parlare di giacimenti minerari, c'è un giacimento d'oro, cosa facciamo? Lo lasciamo lì sotto. Se c'è un giacimento d'oro, per produrre ricchezza dobbiamo prendere. Questo è un giacimento culturale, puntiamo sulla cultura. Una cosa, con Monteprano io ho vinto due premi internazionali, europei, quello di migliore lavoro scientifico negli ultimi 2 anni. Il premio consisteva nell'andare a parlare, erano europei. Tra l'altro uno di questi l'ho avuto un posto magico per me, e cioè a Varsavia. Ho avuto l'opportunità, lo dico con orgoglio, scusatemi se mi sembro, ho parlato, non che io sia all'altezza di questa persona, dalla cattedra di Copernico. Quindi chiedo, questo ve lo posso dire con orgoglio. Ne ho parlato alla NASA, ne ho parlato alle Nazioni Unite, a Ginevra, e sono tutti rimasti allibiti. Il premio era parlarne al Congresso Mondiale a Denver, Colorado. Due congressi, ho detto 2 premi. Uno era a Denver e l'altro era a Brisbane, in Australia.
a distanza di una settimana, uno dall'altro. Quindi ho fatto il giro del mondo al contrario. No? Al contrario, perché normalmente siamo abituati ad andare verso Oriente, invece ho fatto il contrario. E infatti non ho vissuto un giorno, perché ho saltato il giorno del cambio di vita. Bene, e a Denver ho avuto questa esperienza. Prima di me ha parlato a questo congresso mondiale il premio Nobel dell'economia. Io ero invitato a parlare dopo. Il Nobel dell'economia ha detto: purtroppo noi non abbiamo più la maggior parte del petrolio, ce l'hanno già. La maggior parte del carbone, tutto il carbone, io voglio dire che poi ce l'abbiamo anche noi, sono taciuto anche quello, ce l'ha la Cina. L'uranio ce l'ha tutto la Cina. Il rame ce l'ha tutto in Cina. Il titanio c'era tutto la Cina, il molibdeno c'era tutto la Cina. E lui ha concluso, è la fine. Cosa vuol significare? Per noi siamo finiti, il mondo occidentale. Però poi ha aggiunto piccolo piccolo della mia presentazione. Quindi era la fine della presentazione. Poi ho parlato io di mondiale. Ho detto, e alla fine ho inventato questa cosa rispondendo al mio nome. Noi non abbiamo petrolio, noi non abbiamo carbone, chiedo scusa per la cosa delle precisioni, non abbiamo rame, non abbiamo uranio, non abbiamo molibdeno, non abbiamo il molibdeno, se non preoccupavo tanto. Però abbiamo queste cose che vi ho fatto vedere. Io penso che noi sopravviveremo. Voi posso? Sono rimasti tutti gli stessi. Quando hanno fatto tutto questo hanno detto: ma noi vorremmo sapere una cosa, ma questa è preistorica? Io ho detto: beh sì, è preistorica. Ma allora hanno più di 300 anni. Ma può darsi che sia sbagliato l'inglese e abbia detto anche al posto di 1000, però io ho detto sono di 3000. Non riuscivano a capire cosa fosse 3000 anni fa, che ci fosse della gente che pensasse così in grande. Dopodiché tutti quanti ho vinto il premio. Da lì sono andato a Brisbane, dove ho fatto un congresso prestigioso dell'Università di Queensland, e anche lì tutti ammirati, l'ambasciatore italiano compreso, della cultura dell'Australia. E quindi Monte Prama è noto anche per merito mio, del professor Zucca, che il quale non mi ha raggiunto da posti lontani, adesso andiamo un po' in testa e ci accompagnerà perché ha paura di e quindi non spiace. Bene, detto questo, perché a un certo punto è morta Monte Prama, sembra morta? Perché è passato tutto alla sovrintendenza, che purtroppo, non per colpa di questa sovrintendenza, ha un atteggiamento ostile nei confronti dell'università. Ed è questa una cosa da rimuovere. Ma come si fa quando il potere evita il sapere, osteggia il sapere? Come facciamo a trasmettere le cose alla popolazione? È una cosa che dobbiamo rimuovere. Non dico che questa è l'amministrazione, questa passata o l'altra ancora, forse neanche quella che non si sa. Ma non ci può essere un avanzamento se il potere criminalizza il sapere, chi fa il sapere. E per la Costituzione italiana, che volente, ma è una grande Costituzione,
chi è abilitato al sapere è l'università e la scuola, fino alla primaria, andando in ordine di grandezza anzi, si deve partire dalla primaria. Senza di quello la cultura deve, prima di tutto, prima delle altre cose, prima addirittura del mangiare, non è un sogno, deve entrare nei cuori, deve essere naturale che a uno piaccia una cosa bella. E se per caso uno trova per terra un oggetto, deve avere la cultura di preservarlo, non di infilarselo in tasca. Negli altri posti fanno così, in maggioranza. Scusate questo. Bene, siamo stati 1 anno e mezzo messi alla guerriglia. Io veramente no. Devo dire la verità, mi sono infischiato del potere. Ho continuato a fare quello che dovevo fare. Non abbiamo più scavato. Ha scavato lo sovrintendente. Ma domani lo Stato si mette a scavare. Ma non ha senso, perché ci sono migliaia di siti che poi sono stati abbandonati perché lo Stato non li può seguire. Come si fa a Pompei a perdere 2 milioni l'anno? Ma come si fa? Avete mai visto Pompei? È una cosa fantastica. Ma non si può perdere 2 milioni l'anno con la gente che entra così, non si capisce come. Ercolano, che non è gestito dallo Stato, guadagna 1 milione all'anno. C'è qualche cosa che no. Bisogna organizzarsi diversamente. Questo è un discorso politico, ma io non voglio fare allora, oggi ho una buona notizia, perché sono venuto qui dopo che sono andato a visitare il sovrintendente e gli ho detto queste cose che vi sto dicendo qui. E lui mi ha dato l'autorizzazione a continuare e ha dato la continuazione al professor Zucca a scavare. Quindi riprenderemo nel giro di 20 giorni. Qualcuno ha illuminato queste cose. E questo significa che, perché è una cosa che non vi ho detto, ma noi abbiamo i soldi. Abbiamo anche i soldi a disposizione. Sarebbe stato criminale, io infatti ho detto, scusi, è criminale che noi abbiamo i quattrini per andare avanti, per scavare, per conoscere, e voi ci ostacolate. Ma perché? Se mi dice una ragione che si possa accettare, io la comunico a tutti e dico, ok, ho sbagliato, abbiamo sbagliato, è bene bloccare tutto. Ma me la dica. Mi dica qual è il motivo di bloccare. Alla fine, questo è cambiato adesso l'internet, e questo è molto più pratico, perché non è un archeologo, è un architetto. Bene, adesso con questa bella notizia vediamo queste cose che... C'è qualcuno che non ha mai sentito parlare di multiplano, che non conosce i termini. Va bene, comunque doveva essere qui il professor Zucca, ma è ad Oristano a tenere un corso specialistico, ha accolto nuovi archeologi nella scuola di specializzazione in archeologia subacquea a Oristano. E quindi si scusa, però gli ho fatto il filmato a casa mia con le domande fatte da me, quindi se volete farmele altre posso rispondere io per quello che posso. Non sono archeologo e non voglio essere archeologo, ma non perché sia un'offesa, anzi non ho la capacità di fare l'archeologo, perché l'archeologo, per fare un paragone, è come se fosse un chirurgo e io sono un radiologo. Si è sparsa molta invidia da parte, io non sono invidioso di fare il chirurgo perché non lo voglio fare, non lo so fare, quindi che cosa
so. Ma sembra che il chirurgo sia geloso del radiologo, perché vede il tumore prima di lui. Ma non ha senso, il paziente muore. Stava per adesso. È stato un anestesista bravo come fa. Bene, se possiamo spegnere le luci. Doveva essere una notte come questa, di tempesta, quando degli esseri di pietra furono scaraventati in una landa, non dico desolata, non bella, neanche brutta, un posto dove si coltiva il grano. E questi esseri erano poi stati messi sotto terra. Sentiamo dal professor Zucca che scusami, devo camminare su due. Non funziona. Ah, è questo. Indecisione. Credo chi sono questi esseri di pietra, professor Zucca. Il campo ha ritrovato questo primo elemento della scultura liturgica nella Sardegna centro-occidentale. Il fatto avvenne nello stesso anno e nello stesso mese in cui un contadino in condizioni simili l'acqua dell'esercito di terracotta. Nei successivi 5 anni si ebbero scavi archeologici ufficiali che riuscirono a mettere in luce 44 tombe e a rinvenire dei vetri, delle pietre che rappresentano l'antichità in forma geometrica e ancora 6 modelli di murate e 5.178 frammenti che poi sono stati ricomposti in 28 statue nei musei di Cannes e di Cannes. Come possiamo definire il sito di Monteprama? Il sito di Monteprama è innanzitutto una necropoli della prima età del ferro, del IX secolo a.C. Ma ciò non basta, perché la monumentalizzazione di questa necropoli ha fatto sì che
delle statue monumentali e questi modelli di nuraghe insieme alle rappresentazioni delle divinità idee. Ma ancora questo non basta, perché vi è una capanna circolare cui sono aggregati altri ambienti e vi sono le tracce di sontuosi edifici. Cosa è chi Le strutture di Monteprana rappresentano dei guerrieri e dei personaggi inediti, dei guerrieri, arcieri e armati di spada e di scudo circolare. Gli arcieri hanno un elmo cornuto, come li conosciamo i bronzetti nuragici, hanno una placca di difesa al petto e tengono con la mano sinistra un arco gigantesco in cui la corda sottile viene per esigenze scultoree nella materia della pietra calcarea rappresentata come un grande campo. La mano destra invece alzata in segno di benedizione. I guerrieri sono la meno bene documentata manifestazione della scultura di Monteprana, e però anch'essi hanno la testa ricoperta da un elmo cornuto, hanno un grande scudo circolare provvisto di un ambone centrale e disponevano, stretta nella mano destra, di una spada appoggiata sulla spalla corrispondente. Abbiamo anche gli inermi, cioè coloro che non hanno effettivamente armi, sono i cosiddetti pugilatori, che però Liliu, il più grande archeologo della Sardegna, ha definito pugilatori gladiatori, si difendono dai colpi che vengono portati dall'avversario con un grande scudo che protegge la testa, retto robustamente dalla mano sinistra, e la mano destra è guantata. Ma non si tratta appunto di pugilatori, perché l'indagine ha scoperto sul petto e ancora sulle gambe numerose ferite lasciate da un'arma bianca, e inoltre l'artista ha segnato queste ampie ferite con il colore rosso del sangue. Dunque si tratta di inermi che in rito di iniziazione accolgono, cercando comunque di schivarla, l'arma bianca che procurerà loro delle ferite. Si tratta perciò di personaggi di carattere eroico che iniziano il loro curriculum con questo guantone, difendendosi dai colpi di pugnale, poi ricevono l'arma e finalmente in pochi giungono ad avere la spada e lo scudo. Che significa il modello di Muraghe trovato nel Tutta la Sardegna nuragica conosce, tra il IX e l'VIII secolo a.C., il modello di Nuraghe, da nord a sud, ma è solo a Monteprana che si verifica la più grande concentrazione di modelli di nuraghe. Abbiamo modelli a Monticatorre, abbiamo nuraghi quadri lobati con 4 torri del bastione e la torre centrale, abbiamo addirittura nuraghi ottalobati, 8 torri che scandiscono la grande struttura muraria che circonda la fortezza e poi una torre che ugualmente si innalza fino al cielo. Abbiamo un unico esempio di nuraghe trilobato, 3 torri che stringono il bastione attorno alla torrione centrale. Perché tanti nuraghi? E che cosa significano? Il nuraghe non si costruiva più da 300 anni, era archeologia agli occhi dei nuragici, ma era anche il simbolo della potenza di quel popolo che aveva edificato
ingegneristico. Ebbene, il segno del potere. Il segno del potere che probabilmente gerarchizzato viene il potere segnato dal nuraghe singolo, il potere del nuraghe trilobato, il potere del nuraghe a quattro torri e finalmente il potere del nuraghe autotorre. Ma i nuraghe autotorre non si sono ancora trovati, sa. Chi distrugge Monteprano? Chi ha distrutto? Siamo sicuri che Monteprano sia stata distrutta, così come nel mondo antico i Sumeri, i babilonesi, gli assiri, gli ittiti, gli egiziani, i persiani, i greci, i romani hanno distrutto le opere memorabili dei altri uomini che erano loro nemici. Dunque la distruzione di un complesso statuario fa parte delle regole dell'uomo selvaggio, lupo per gli altri uomini. Ma le statue di Monteprano sono state decapitate. Solo una statua non è stata decapitata, ma non basta, perché quando il malepeggio si è accanito il distruttore delle statue di Monteprano, scalpendo la pupilla di questi grandi occhi a doppio circolo, facendo a pezzetti i grandi piedi delle statue, distruggendo le trecce, facendo in minuti framentini anche le corazze dei guerrieri, i campiofilacche, le piastre pettorali. Dunque una distruzione totale. Chi l'ha compiuta? Un'ipotesi accreditata attribuisce ai fenici di Tarros l'opera di distruzione, ma quando Tarros divenne una città, perché Tarros era un centro indigeno frequentato dai fenici, ma verso il 630 a.C. Tarros si strutturò come città, non c'era spazio nel Sins per una città e per la comunità dei costruttori del centro di Monteprano. Da qui una battaglia che si dovette concludere con la distruzione di Simulacro. Altri vogliono attribuire ai cartaginesi questa opera di distruzione che o verso il 510 a.C. o verso la fine del IV secolo a.C. avrebbero frantumato le statue e avrebbero costituito una discarica per lasciare i campi al piccone e al vomere dell'aratro, i campi che avrebbero dovuto biondeggiare il grano necessario per i cartaginesi e per i loro eserciti. E poi la macchia mediterranea, la palmanara che dà il nome al monte, avrebbero ripreso vantaggio sulle coltivazioni dell'uomo, fino a quando un altro agricoltore nel 1974, dopo 2300 anni, avrebbe fatto risorgere le statue di Monteprano. Quanto è grande il sito di Monteprano? Ecco una domanda che non ha una risposta archeologica, perché quando si scavò negli anni 70 e poi quando si riprese nel 2014 non si aveva la più pallida idea dell'estensione di questo giacimento archeologico. Anzi, quando nel 1979, al 12 ottobre, si interruppe lo scavo, ripeto 35 anni dopo, non c'era altro che la convinzione che lo scavo fosse terminato. Niente di tutto ciò, ma una risposta ce la può dare il professor Gaetano Ranieri della Università di Cagliari, che per primo e per ben 3 anni ha portato avanti la ricerca geofisica del sito di Monteprano. Facciamo un applauso.
com'è che sono stato invitato ad occuparmi di loro. Ho detto, il primo è per vanità, il secondo motivo è perché ho incontrato professor Zucca quando eravamo in Marocco, io ero in Marocco a fare indagini sull'inquinamento delle falde prodotte dal club mediterraneo sulle falde vicino al mare. È venuto un diluvio universale, un'alluvione pazzesca. Io ero lì insieme al vice rettore dell'Università di Barcellona ci siamo guardati e ho detto: che ci facciamo qui a fare misure elettriche sotto il diluvio universale? Avevamo ancora 6 giorni prima che l'aereo partisse. Ho detto: facciamoci un giro verso il Sahara o verso la Mauritania così almeno lì non pioverà. E infatti non pioveva. Abbiamo fatto guardie, ho attraversato anche cose pericolose. Comunque dopo un po' di deserto roccioso arriviamo in questo sito fantastico che è Volubilis, regno di Giuba II, re di Mauritania, genero di Cleopatra, perché io non lo sapevo, ma Cleopatra aveva anche una figlia femmina, oltre Cesarione, e questo Giuba aveva fondato 2 grandiose città, Lixus e Volubilis. Questa città aveva e ha 120 mosaici, 150.000 patrizi, l'Arco di Trionfo, il Capitolio, piccole e grandi terme, fontane, giardini, ma ci siamo guardati con il mio collega spagnolo, ma non ti sembra che manchi qualcosa? E insieme abbiamo detto: il teatro. È impossibile che i romani, che erano gaudenti, non avessero messo un teatro. E la guida disse: no, l'archeologo francese Tissot nel 1884 ha decretato che Volubilis è l'unica città senza teatro, non è anfiteatro. Allora è venuto fuori il mio orgoglio da ingegnere, ha detto: ma vi sembra possibile che uno che è abituato a fare queste cose dovunque non le faccia proprio qui? E allora mi sono messo di puzzoculo, mi sono messo nei panni dell'ingegnere romano che debba progettare una città. Sono andato al mercatino di Rabat a vedere delle fotografie che vendevano e ho trovato proprio quella di Volubilis. Comincio, a parte lo studio che riguardava come si disponevano i teatri, gli anfiteatri come nell'Africa tingitana, ho pensato di prendere la fotografia aerea scattata da 12.000 metri e di applicare, mi sono comprato apposta allora, 2001, uno scanner, sembra ormai cosa vecchissima, uno scanner ad altissima risoluzione che ho pagato 2 milioni di lire, in tasca mia naturalmente, oggi si trova a 200 euro. Neanche. E ho inventato un filtro, devo dire onestamente con molta fortuna, così non sapevo che fare la sera, mi sono messo a studiare e ho fatto subito progetti di ricerca alla Regione Sarda, che promuoveva incontri con i paesi in via di sviluppo e con il Ministero degli Esteri, che anch'esso in quel periodo
voleva far sì che ci fosse un incontro con le persone di quelle regioni. E quindi tendi un bel po' di quattrini e quindi mi mise a studiare. Vidi l'elenco delle persone finanziate e tra queste c'era il professor Zucca, che voleva studiare sempre in Marocco l'Ixus, un posto fantastico, dove lui voleva studiare la presenza cioè voleva trovare il Tempio di Ercole. Il Tempio era a quell'epoca, lo racconta Plinio il Vecchio, era come la Mecca di oggi per i musulmani, che almeno una volta nella vita bisognava andare a trovare il Tempio di Ercole, proprio di fronte a Gibilterra. La città si chiama Larch, vicino tra Tangeri e un po' più a sud di Tangeri. Bene, allora non c'erano, o meglio c'erano i telefonini, ma già il professor Zucca è difficile trovarlo adesso con i telefonini, figuratevi allora. Dopo una posta di quasi un mese sono riuscito a beccarlo nel suo ufficio. Tra amici, sono riuscito a trovare come rintracciarlo. E quindi gli ho proposto di venire da me a vedere se potevamo fare una unica spedizione, perché andare in Marocco non è che sia molto facile a fare indagini geofisiche. Ci siamo fatti 4.000 km in macchina, siamo stati perquisiti dall'A alla Z, ci hanno smontato la macchina, tanto per avere un'idea. E poi siamo andati in un periodo particolarissimo, era appena scoppiato nel 2003, era appena scoppiato, Bush aveva pensato bene di fare la guerra nel Golfo e quindi noi ci siamo trovati nella città santa del Marocco, dove era vietato l'ingresso ai cristiani. Però insomma, non ci hanno fatto nulla, è stato molto, anzi, un po' muso duro, però. Bene, e allora applico quel filtro che avevo studiato con il professor Zucca seduto accanto a me. Poi io mi alzo, c'era un unico monito, il professor Zucca lo guardava con gli occhi di giganti. A proposito, il professor Zucca aveva fatto la tesi di laurea sull'altiplan, quindi era uno che... Però non stavamo pensando molto bene. E io, mentre che il filtro con la barra verde avanza, no? Mentre facevo altro, non ricordo se telefonavo oppure... Mentre ero intento a fare altro, mentre la barra avanzava, a un certo punto sento un... Il professor Zucca che salta prima sulla sedia, poi sul tavolo, grida: "L'hai trovato!" Ha sbattuto la testa sul lampadario, si è fatto un taglio di testa, il sangue che è caduto sulla mia scrivania, una cosa da circo. E io mi sono girato e ho visto questo matto, perché l'avevo appena conosciuto, che faceva tutte queste cose, però mi ha colpito due cose. Lui gridava dalla gioia. Perché? Perché era stata trovata una cosa bella, averlo nel cuore. Cioè era stata trovata una cosa bella che tutti dicevano non esistesse. E poi la seconda è che gridava: "L'hai trovato!" Cioè lui gridava ed era contento per il successo di un collega, peraltro dell'Università di Cagliari, mentre lui è di Sassari. Cioè sono rimasto allibito. Non si incontra. Qualcuno di voi ha mai gioito per il successo di un collega? Sì. Però io ho trovato una cosa veramente eccezionale. Anche io sono riuscito per me, qualche collega. No, era veramente in quell'ambito, poi non ne parliamo. Comunque è questo il secondo motivo. Ma appena è ritornato in sé il professor Zucca, si è calmato dopo essere curato
come avete visto è anche pelato, quindi ho fatto prima. Subito mi ha detto, ma perché non lo facciamo in Sardegna? E poi, perché non lo facciamo a Monteprano? Io l'avevo sentito, però non essendo del mestiere, sapevo che era stata una bella storia, l'avevo letto, però quasi dimenticato. Ha detto, e perché no? E così è iniziata l'avventura. 2001. Odissea nello spazio. Questo è il gruppo di Momo Zucca, quasi tutte belle archeologhe, e il gruppo mio, quasi tutti uomini barbuti. Musulmani. No, non può darsi anche, sono molto. E comunque ci siamo incontrati e da allora abbiamo fatto un sodalizio bellissimo. Che cosa abbiamo visto? L'Ixus. Con quelle fotografie scannerizzate, con quel film, abbiamo visto un teatro che non è un teatro, ma è un anfiteatro. Case. Queste sono delle tombe. E questo è Volutis, che è poco più grande dell'Umbria. Da 12.000 metri. Andare lì a vedere il teatro. E guardate il filtro che ha fatto sobbalzare il professor Zucca. Qui nello schermo si vede di più, ma se voi vedete questo, si vede la sagoma dell'anfiteatro. L'archeologo che sono nel 1884 aveva usato i pezzi dell'anfiteatro per costruire la porta di Tangere che stava lì. Ecco perché aveva detto che non c'era. Si sono scoperti gli altarini. Infatti l'ambasciatore italiano Sarto, la prima cosa che ha detto, non lo dite ai francesi. E non so, ma ricevetti una telefonata, mi scuso se racconto questi aneddoti, però sono anche singolari, fanno parte della vita. 29 dicembre 2002 mi telefona una persona, io ero a letto ammalato, avevo dovuto rinunciare al Capodanno, sono la segretaria del ministro degli esteri. E io sono il re del Marocco. Dopo un po' mi richiama, ma guarda che dico sul serio, anzi le passo il ministro degli esteri. E il ministro degli esteri, poi l'ho realizzato, proprio in quei giorni era diventato ad interim Berlusconi. Che mi ha chiamato, mi ha detto, il prossimo anno sarà il semestre di presidenza italiana, ho deciso che tutti quelli che si sono riempiti di gloria in ogni paese devono davanti alle autorità locali far valere fare dimostrazione di quello che hanno trovato. E così sono stato invitato ad andare davanti al ministro della cultura del Marocco, mi hanno organizzato un congresso e ho avuto anche la fortuna di parlare con il re del Marocco, persona illumina. Anzi, addirittura ho fatto anche una provocazione, gli ho detto qual è la più grande costruzione dal punto di vista ingegneristico mai fatta al mondo? E lui, con tutti quanti, cosa direste voi? Le piramidi. Le piramidi, è stato detto lui. E io ho detto, secondo me sono belle le piramidi, ma io sono ingegnere, è da molto che non professo. Ci vogliono 2 o 3 mesi, in 2 o 3 mesi io saprei progettare le piramidi. E allora secondo lei quali sono le costruzioni più... E io ho detto in uranio. Cosa? E cosa sono? Sono delle costruzioni fatte 3500 anni fa in Sardegna. E non se ne trovano 50 o 100 come le piramidi, ma se ne trovano quasi 10.000. Ma è come che particolare film, perché oggi è difficile, io ingegnere non riuscirei a fare queste cose.
affascinante. Bene, allora, dopo questo siamo andati in Marocco, abbiamo visto e controllato e abbiamo visto che il sito era effettivamente. In Sardegna cosa abbiamo applicato? Si vedono un sito neolitico a Villamare, tutti questi borghi, oppure vasche di Salagione del Pesce a Villamara, nell'entroterra, c'è il Fuminimano che doveva essere navigabile, pescoso addirittura, facevano la Salagione, ma anche altre cose. Per esempio 23 siti neolitici trovati vicino Capri, molti distrutti oppure per esempio la fotografia del 1960, ognuno di questi puntini, siamo più vicini, sono tombe. Nel 1977 arriva l'Italcementi e guardate questo sito come viene cancellato. Ma c'è anche altre cose, dalle fotografie si vede un mare di vita. Per esempio si vedono cose soprattutto recentemente, ecco, facendo un'inchiesta dentro casa, secondo voi, ecco, questa è la maglietta del Cagliari, però vedendo i palazzi questo non può essere, allora che cosa può essere? Una chiesa paleocristiana probabilmente. E siccome ci sono i palazzi in costruzione, voi che cosa fareste? Fareste costruire là dove si vedono queste cose? Ah no, e invece distruggi. E qui cosa vedete? Questo vedete un quartiere romano distrutto. Perché quello che si vede, malgrado questi accorgimenti particolari, è una parte veramente piccola di quello che si vede. Cioè la luce, quello che si vede, occupa un campo veramente piccolo delle onde elettromagnetiche, dai 400 nanometri ai 700 nanometri, in un campo che va per 10 elevato 22, una cifra con 22 zeri, quindi figuratevi che 1 centimetro della nostra pelle ogni secondo è attraversato da 5 miliardi di onde elettromagnetiche di particelle, ogni centimetro. Noi siamo immersi in queste onde elettromagnetiche, ma ce ne sono tante, tantissime. Ma proprio, ho detto, ogni centimetro, 5 miliardi al secondo, viviamo di questo. La luce è piccolissima e sappiamo anche che la luce si ferma davanti a un foglio di carta. Quindi nel sottosuolo come facciamo a vedere le cose? Basta usare una lunghezza d'onda maggiore o una frequenza più bassa. Se noi andiamo a frequenza più bassa vediamo l'infrarosso, vediamo le microonde, anche quelli dei forni a microonde, i telefonini, le onde TV, le onde radio, le onde sismiche, quelle dei terremoti, che riescono ad arrivare a 6.000 metri di profondità, anche di più, e riuscire anche addirittura a distinguere a 6.000 metri se un giacimento di petrolio è di petrolio o di gas, quindi a sapere la fase. È una cosa mostruosa. Tutti questi metodi che sono a frequenze più basse di luce sono i metodi geofisici, sono quelli che ci consentono di andare nel sottosuolo, di entrare dentro i muri per scoprire quello che è nascosto. La famosa macchina di ritorno al futuro che entrava sottoterra. Ma prima di quello, prima che Einstein rottamasse Newton, Newton aveva fatto delle cose gregge, e la fisica di Newton, e anche noi avevamo fatto delle cose gregge, semplicemente andando a vedere, per esempio col magnetismo, vedete questa è un'immagine geofisica, di quelle della mia disciplina.
naturalmente una villa da controllare, certamente non esce fuori questa è la villa del 600 o via Pappagallo. Oppure, questo è una delle cose che ho fatto io, molto importante, è la prima tomografia fatta al mondo, sapete tutti la TAC, però alle cose. 8 anni prima di me, 2 miei colleghi, o meglio 2 persone che qui io sono collega tutte e 2, un ingegnere e un fisico, hanno inventato e avuto il premio Nobel per la medicina per aver inventato la TAC. Ma non possiamo, sapete come funziona, si entra in un tubo e poi si mandano delle onde dei raggi X, no? E si vede l'assorbimento dei raggi X dall'altra parte, no? Poi con dei sistemi matematici si riesce a capire se è ammalato o no. Ma sulle cose, questo è il Duomo di Orvieto, una colonna del Duomo di Orvieto che è arrivata in difficoltà. Vedete, nel 1986 noi riusciamo a fare la prima tomografia alle cose. Purtroppo non è stata pubblicata in maniera decente, per cui non è famosa. Adesso la sto pubblicando con una rivisitazione, cioè identica ma in inglese, perché questa è la e si vede dove ci sono le fratture e dove bisogna intervenire. Gli architetti di allora non avevano capito che bisognava cerchiare il basalto e non, o meglio, che bisognava cerchiare il travertino, ma non come hanno fatto il basalto. E siccome però gli effetti litotonici della colonna, nero e bianco, nero e bianco, nero e bianco, se noi mettiamo il ferro nel bianco spezza l'armonia, no? E quindi l'architetto di allora questo non l'aveva ancora. Così come fare la prima tomografia elettrica fatta al mondo, anche questo l'abbiamo fatto noi, e abbiamo applicato per andare qui a Cagliari a vedere la più grande opera di ingegneria mineraria e idraulica del mondo. Lo sapete che c'è a Cagliari? No? Ecco, queste cose non si sanno. Sentiamo un pochettino di la più grande opera di ingegneria fatta al mondo, una delle più grandi, 49 chilometri. E sapete da dove parte, secondo Livio? Secondo me no. Parte da Caputacquas e arriva a Porta de Gesù, a Cagliari, che sarebbe dove c'era il cinema Due Palme, qualcuno se lo ricorda, quelli un pochettino più anziani. Dove c'è la diga? Dove c'è? Dove c'è la diga? No. Ci hanno costruito un palazzo Adesso Caputacquas è Caputacquas a Villa Massara, tra Berlusconi e vicino a Villa Massara. No, a Cagliari, perché ci hanno costruito un palazzo. No, il cinema Due Palme. Non c'è, è la manifattura Taranto. Box office, quando lo dico ai miei studenti, box office. La Regina Margherita. La Regina Margherita. Allora, questo è l'acquedotto di Cagliari e questo è come lo vediamo noi. Questo è un mare di argilla, lo vediamo noi, a 10 metri di profondità, 49 chilometri sottoterra, 10 metri, attraversando rocce di ogni tipo. Poi abbiamo fatto, sempre con la fisica newtoniana, abbiamo fatto le tomografie elettriche. Ma voi è nato prima l'uovo o la gallina? Cosa mi dite? L'uovo. Cioè, a Barumini hanno costruito prima il maschio centrale e poi, come fanno adesso, quando fanno le iotizzazioni, questi ingegneri dicono mi sono dimenticato l'acqua, mannaggia. Oppure c'era l'acqua per cui hanno costruito il murario. C'era prima l'acqua. Vabbè, però non lo sappiamo. Come facciamo a saperlo? Basta vedere se sotto il murario ci sono strutture. E come abbiamo fatto? Abbiamo fatto 2 cose fantastiche. La prima è, ci siamo calati dentro il pozzo, forse non si era calato, se no quello che l'aveva scavato, e stavamo
sono passati 3500 anni, abbiamo messo corrente dentro l'acqua che sta in fondo al pozzo, abbiamo tolto tutti i residui della civiltà odierna, accendini, ciucciotti, macchine fotografiche, una bella Nikon caduta probabilmente dal collo di un giapponese, insomma abbiamo fatto una casistica di tutti, ma soprattutto per loro di meraviglia, cioè gli accendini cascano dalla schiena della giacca, i bambini aprono la bocca e gli casca il ciucciotto, quello è il giapponese che si affaccia alla macchina fotografica, gli danno un colpo e come casca la macchina. E comunque mandiamo l'elettrodo in fondo all'acqua, è un altro molto lontano. E poi misuriamo il potenziale. Sappiamo tutti quando ci facciamo la doccia che bisogna stare attenti quando ci asciughiamo i capelli o di non toccare l'elettricità, perché l'acqua conduce bene l'elettricità. E allora, se conduce bene l'elettricità, noi andiamo a fare le misure attorno al murario e abbiamo visto la direzione, è proprio la direzione ben fissa. Accidenti! Ma questi conoscevano addirittura come fare per andare a cercare l'acqua. Perché oggi tutti gli idrogeologi del mondo si sono confrontati per cercare l'acqua a Barumini, sono arrivati a fare pozzi di 400 metri e non l'hanno trovata. Loro l'avevano trovato e quando siamo scesi l'acqua ancora scorreva dentro il pozzo. E come hanno fatto? Avevano capito che c'era il contatto tra le marmore e le arenarie, una impermeabile e l'altra permeabile, e che quindi faceva la vita. Sono andati a finire lungo questo, noi abbiamo seguito questo contatto elettricamente, alle misure di potenziale, e siamo arrivati in cima a una collina dove c'era Mizza Sarridea, tre mizze, cioè sorgenti, no? Loro sapevano che la sorgente che stava lì si infilava in questo contatto e andava a finire lì, e hanno costruito il mastro. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è sotto abbiamo fatto un attacco al murario di Barumini e abbiamo visto che sotto non abbiamo delle strutture rotonde, non si vede bene, questa è la torre, questa è la torre centrale, questo è il pozzo. Sono delle strutture rettangolari, però è una cosa fideistica, non possiamo pretendere che si smantelli Barumini per andare a cercare e capire cosa fosse quella struttura. Va bene, però con questa fisica newtoniana siamo riusciti a trovare le tombe intatte, quelle rossicce e gialline, dalle tombe già scavate dai tombaroli. L'abbiamo segnalata la sovrintendenza con le coordinate vere, ma l'abbiamo pubblicato con le coordinate false, se no arrivano tombaroli, questo è il nostro purtroppo. E così via. Siamo riusciti ad andare in uno dei posti e monumenti più belli esistenti al mondo, dove io 20 anni fa, no, 15 anni fa, 16 anni fa, più o meno in quel periodo del mio avvicinamento all'archeologia, proposi che si siglasse la pace tra Shimon Peres e Arafat. Perché? Perché è fantastico questo sito, perché ci sono 2 pozzi nuragici con il simbolo maschile e la diamante. Sopra i pozzi nuragici c'è un altare cristiano. Sopra l'altare cristiano c'è la scritta Allah è grande e Maometto il suo profeta. Il paradiso, attesto che il paradiso esiste realmente. E poi di fianco c'è la scritta ebraica Shalom. Nell'altra sala c'è scritto Iskola in latino, c'è scritto in greco, in aramaico, tutte cose bellissime di pace, di l'alfabeto greco dove davano soprattutto, quindi insomma in poche parole è ecumenico, veramente universale. E non c'è la scritta Francesco ama Paola, al contrario, o disegno scelto. San Salvatore di Silis è a 6 km di distanza da Monte Carles. E abbiamo visto che ci sono forse altri progetti. È un ipogeo.
costruito nel secondo secolo a.C., con dei disegni sulle pareti, dove però ci sono delle cose forse scritte, dopo ne parliamo. Come? Sotto la chiesa, sì. Dove hanno fatto i film western, famoso per i film western, ed è veramente decoroso che sia famoso per i film western, e non perché hanno l'ipogeo con una storia incredibile. Vabbè. Purtroppo è stato quasi distrutto, adesso ne parliamo, perché sto facendo. Ma insieme al professor Zucca abbiamo scoperto molte parti della città romana, città fenicia e poi romana di Neapolis, vicino tra Buschi, San Nicolò d'Arcidano. Si vede perfettamente a 1 metro di profondità, c'è il foro romano, addirittura i piedistalli di Stato. Figuratevi che 150 metri quadri sono stati scavati con una spesa di 700.000 euro e in 9 anni, no, di scavo. Noi abbiamo fatto in 4 giorni 4.000 metri quadri con tecnica geofisica e non è costato nulla perché non mi hanno pagato. Però almeno abbiamo fatto una pubblicazione. Soddisfazione. Beh, vabbè, adesso però basta. Soprattutto per i miei ragazzi che sono senza un becco di quattro. Un altro posto magico della Sardegna, Montenugi di Esterzini. Immaginatevi, davanti allo scenario del Gennargentu pieno di neve, c'è questa montagna, Santa Vittoria di Esterzini, a 1200 metri c'è un sito, è stato trovato adesso. Ci sono altri ritrovamenti, ma questo è stato trovato dalla forestale che doveva fare la fascia frangifuoco e ha rotto tutti gli alberi e ha scoperto queste, dove sono state poi fatte delle indagini anche geofisiche. E abbiamo visto che sono 4 piccoli nuraghi costruiti in scisto, dentro avevano una sorgente. E abbiamo visto con la geofisica queste sezioni, no? Il blu e l'altro. E siamo andati dentro la sorgente, abbiamo visto il percorso dell'acqua e un'altra sta qui. E abbiamo visto che ci sono 4 sorgenti. C'è qualche ingegnere idraulico qui? No. Allora, questo è fantastico perché abbiamo scoperto, con questa tecnica abbiamo scoperto altri 3 nuraghi. Uno di questi c'è un sistema di potabilizzazione che oggi il migliore ingegnere idraulico si sogna di fare e funziona perfettamente. Io ho bevuto l'acqua da quella sorgente. Non sono filtri a carbone? Sì, sono filtri anche con fascine bruciate, proprio fatte nel 1195. Cioè, cose mostruose. Questo siamo andati dall'altra parte, siamo in Grecia, ho avuto il piacere, la fortuna di essere chiamato dai colleghi archeologi greci, eredi Marionatos e soprattutto di chi ha scavato Troia, Schliemann, a scavare, a vedere il posto dove Nestore, Palazzo di Nestore, questo è sulla sinistra, e qui in questo campo dovevano costruire, qui praticamente dove sono io, e qui hanno voluto fare un capannone, a parte che vicino al palazzo di destra che non si fanno dei capannoni, però erano preoccupati perché lo stavano già iniziando, mi hanno chiamato e poi sono dovuto andare alla televisione greca, non sapevo se non alfabete gamma. Comunque, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la geofisica e abbiamo visto che ci sono delle giocate, guardate come insegniamo bene. E poi le abbiamo trovate in 3 dimensioni, queste sono le tombe colorate. E questa è quella che abbiamo trovato. La tomba di Trasimene, figlio di Nestore, e la figlia del figlio di Trasimene, quindi il nipote di Nestore. Ma le hanno anche scavate poi? Sì, queste sono fotografie successive. Questo ricorreva l'anno 2006. Oppure Bastione di Saremi, anzi Bastione di Santa Caterina,
dove la passeggiata coperta dei cagliaritani, la bella passeggiata coperta, è stata appena rifatta con un bello, non spreco, con un dispendio di soldi, dopo 3 giorni è tutto quanto rovinato perché c'è l'acqua che ha catinelle, come dice un film, però insomma. Vabbè, insomma, qui siamo riusciti a capire perché lì c'era la fontana Bona, la fontana che i pisani a loro avevano dato gli spagnoli avevano dato ai cagliaritani per bere l'acqua che veniva dalle cascate, troppo pieno di tante cisterne costruite in castello, a partire dall'acqua che era in piazza dell'Indipendenza. Va bene, Monteprano. Cosa facciamo? Finalmente parliamo di Monteprano. La prima cosa facciamo la fotografia. Prendo la fotografia di Scanderizzo. Ma quale fotografia? Ne prendo 2, del 1954 e del 67. Io ho fatto il collaudo della cartografia della Sardegna, quindi ce l'ho. E cosa ho fatto? Ho scannerizzato quelle fotografie. Perché? Perché io volevo trovare dei segni là dove poi sarebbero state trovate le tombe e le statue. E così abbiamo trovato la linea delle tombe, che devia leggermente, e poi la zona dove sono stati trovati. Però questi segni, esteso a tutta l'area, se ne vedono tanti. Allora forse non saranno tutte statue di giganti, forse non saranno tutte tombe, però c'è molta buona probabilità che questi segni possono rappresentare, e mi hanno dato delle indicazioni di dove andare a cercare con la geofisica con metodi diretti. E così ho scoperto che sono 100 ettari pieni di questi segni. Allora 100 ettari, ma se questo lo sommo a quello che erano i dati del problema, che normalmente si mettono sulla sinistra, il professore sulla destra, e cioè che nel 1979 Carlo Tronchetti, archeologo, che aveva scavato, l'ultimo che aveva scavato Monteprano, trova un allineamento di tombe in prosecuzione di quelle trovate da Bigniti nel 1974 e da Lillini nel 1977. Poi finito i soldi, uno scava, praticamente come ultima botta, scava verso ovest di questo finale, che è quasi diretto nord-sud, a ovest, ad est con una trincea, verso sud e verso nord. Trova qualcosa verso nord, continua, non c'è più niente. Trova delle pietre verticali, come per dire la necropoli è finita. E lui scrive sui Sardi, la necropoli è finita, a Monteprano non c'è più niente. L'altro termine del problema è che l'85% dei 5.178 pezzi che lui aveva messo in luce, da cui sono state poi tratte le 28 statue esposte a Cagliari e a Capras, 22 a Cagliari e 6 a Capras, di quei 5.178 pezzi, l'85% aveva dimensioni inferiori ai 25 cm, cioè andavano da 5 cm a 25 cm. Allora, fino ad una profondità massima di 1,30 m. Allora trovato. Allora, se io faccio ho a disposizione 100 ettari da cercare, e da cercare questo volume piccolo di pietra, mettiamo anche che siano 26 cm, io posso utilizzare strumenti che facciano misura qui e poi dopo 1 metro e trovarli in maniera parallela, cioè fare delle linee parallele, perché solo casualmente io andrò a finire su questo corpo così piccolo. Se io faccio il volume rispetto al volume totale immaginabile, vedo che mi accorgo che è molto, ma molto più difficile che trovare un ago in un pagliaio.
Quindi dobbiamo cercare un angolo in un pagliaio per 100 metri. E finalmente arriva la macchina di ritorno. Qual è? Un georadar che fa questo. Innanzitutto faccio mettere i georadar uno accanto all'altro a 10 cm, 12 cm in realtà di distanza uno dall'altro. Così almeno 3 di questi prendono un corpo da 25 cm. E quindi possiamo capire se si tratta di un corpo interessante. Una antenna radar trasmette e le altre 15 ricevono, 16 canali. In un microsecondo. Il secondo microsecondo, quello che prima era ricevitore, diventa trasmettente, tutte le altre 15 diventano riceventi. In 16 microsecondi si ha uno switch, una serie di operazioni, in 16 microsecondi. E allora, è come se io guardassi il sottosuolo con 15 occhi, perché un oggetto io lo vedo da qui, da qui, da qui, da qui, da qui, e lo vedo in 3 dimensioni. Rivoluzione. Difficile fatto. Cosa faccio? Ero già andato 1990, 27 anni fa, andai, avevo comprato un radar americano e un radar svedese, gli unici 2 in commercio. Io ero di San Gallo, ero tecnico di Torino. Io ho studiato in Svezia, quindi non potevo fare torto agli amici svedesi, ma non ero. Poi mi sono ricordato che un italiano aveva inventato il radar, certo Guglielmo Marconi, e che poi invece i radaristi della Marina Militare sono i migliori radaristi del mondo. Siccome io quando ero a Torino viaggiavo insieme lì, ritornavo a casa, ero l'unico al mondo ad avere la casa in città per il weekend, tornavo e poi incontravo finalmente mia moglie e poi ripartivo di nuovo. E quindi invece di andare a Cagliari una volta sono sceso a Livorno. Ho convinto il signor Barbero, maresciallo della Marina Militare, maresciallo non so l'equivalente della Marina Militare, smettere di fare il militare e di partecipare a un progetto europeo col Politecnico di Torino, un'altra azienda, per trovare un sito dove provare questo macchinario. Loro avrebbero dovuto costruirlo e quindi fare delle borse di studio, trovare delle persone elettronici che finalmente stavano formandosi così ha fatto. Oggi questa industria che lui ha messo è andata via, ho avuto provato il progetto, io ho avuto 50.000 euro con cui ho fatto gli studi al Politecnico, lui 250.000 per costruire questa macchina, l'altro 100.000 per fare eccetera. Questo è il progetto. Oggi l'ingegneria dei sistemi di società ha 4 sedi nel mondo, 500 ingegneri che lavorano e sono a Pisa, la sede centrale, a Denver, in Colorado, a Brisbane, in Australia, e a Shanghai, in Cina. Naturalmente l'hanno fatto molto bene questa macchina. Quando a un certo punto non mi bastava più il georadar, io ho detto: perché non facciamo un radar una canale? Loro l'hanno fatto, ma l'hanno fatto troppo grande. Era una cosa improponibile, ci voleva un camion per portarlo. E allora ho detto: no, così non serve, facciamolo più piccolo. E l'hanno fatto più piccolo e io l'ho dovuto comprare. L'ha comprato con i soldi della Regione Sacra. Io ovviamente sono moralmente impegnato a farlo lavorare praticamente gratis, salvo le spese delle persone che invece devono faticare, che ho detto: va bene, compriamo questo, lo compriamo, e noi siamo l'unica università al mondo a
posso dire questo, l'unica università, non è l'unico strumento al mondo. Adesso l'hanno comprata anche l'Università della Louisiana. Ok, allora come fa? Benissimo, adesso lo vediamo. Eccolo qua. Questi sono i 16 canali, 8 e 8, sono due case diversi. Questo è un Doppler che misura la distanza che percorre, trainato da questa cosa archeologica, e poi c'è un GPS differenziato. Con la precisione del centimetro si sa X, Y e Z delle anomalie che noi vediamo mentre la macchina cammina. In macchina c'è un monitor, adesso abbiamo anche migliorato questo monitor, e addirittura memorizziamo tutti, non solo vediamo il percorso che stiamo facendo, quindi l'autista che deve andare al massimo a 15 km all'ora, quindi immaginate 15 all'ora senza scendere dalla macchina a 15 all'ora. Questo popolo è torturato, si mangia anche il panino. Ci sono lavori peggiori. Ci sono lavori peggiori. Sì, lo so. Però fatto per 2600 km è anche un po' alienante. Allora, cosa abbiamo fatto? Noi memorizziamo tutto quello e si vede tutto quanto in 3 dimensioni, ma possiamo scegliere la profondità a cui vogliamo indagare. Abbiamo fatto una serie di strisciate, supponiamo, e vediamo che qui a 1 metro di profondità c'è un segnale che lascia pensare che ci sia qualcosa di dorso. Adesso la macchina si mette in moto, vedete la barra che sta muovendosi, ecco, vede che continua, è così. Si arriva finalmente all'alto e si vede che continua. Se vogliamo vederlo a 50 cm siamo in grado di vederlo a 50 cm. Di lato lo vediamo in 3 dimensioni, possiamo aprire tante di quelle finestre e lo vediamo col primo canale, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. A che altezza siete scesi il massimo? Scende a 3 metri, ma gli oggetti sono al massimo 1,10 m, 1,20 m. In questo pezzo parliamo di. Poi mettiamo tutte queste strisciate una accanto all'altra. E vedete che qui a un certo punto, queste sono le mappe a 10 cm, 20, 30. Qui a un certo punto si vede un cerchio che è una capanna, poi si vedono questi segni arancioni. Questi sono tutti allineati e siccome siamo vicini alla linea delle tombe, saranno delle tombe. Andiamo a vedere, questi sono 2 ettari e questo qui sono 2 metri, ognuno di questi, 2,20 metri, sembrano anche delle statue di giganti, però non sappiamo ancora, questi qui sono. Dobbiamo sapere, queste sono delle sezioni, come se io avessi il terreno e vedo tutti gli strati geometrici e questi corpi, queste anomalie, queste famose anomalie che non riescono a capire questa qui si vede che è una cosa diversa dallo strato geometrico, sono di tipo iperbolico, però non sappiamo cosa sono, è la prima volta che le facciamo, quindi io ho intuito che c'è forse qualcosa di interessante, però non sappiamo con sicurezza, né lo possiamo dimostrare. Perché? Perché questi terreni sono privati e esiste in Italia una legge che se tu hai il tuo terreno che si trova un bene archeologico, tu hai diritto al premio di rinvenimento, che è del 30%. Cioè oggi un gigante vale 1 milione di euro. Se io vado in un terreno gli devo dare 300.000 euro, è una parola, lo Stato dice ma siamo pazzi, vieta di fare delle ricerche così, no? A meno che qualcuno non sottoscriva che rinuncia al premio di rinvenimento, così come ha fatto il proprietario dell'area archeologica scavata 40 anni fa, che è il vescovo di Oristano, che l'ha avuto naturalmente per le donazioni che si fanno, eccetera. E ha avuto anche la fortuna di trovare questo proprio nel suo terreno. Bene, lui allora ha sottoscritto il premio di rinvenimento, ha sottoscritto che rinunciava al premio di rinvenimento, ma si è riservata la proprietà dell'area, tant'è che oggi, avete letto tutti sul giornale, è stata fatta una convenzione che il terreno è aperto, si paga il 10%, tutto quanto a carico della sovrintendenza, il 10% se lo prende il vescovo, cioè che era l'anno.
Senta, ma poi i pezzi vengono recuperati con metodi classici? Certo. Certo. Però noi non potevamo andare. Vedete che cosa abbiamo visto? Guarda, sono scorse. Queste anomalie sono, vedete, lineari, e ce ne sono lineari, probabilmente sono delle tombe oppure addirittura dei giganti, questo sicuramente. Poi le anomalie sono diverse, vedete qui, per esempio sono piani, e questo è probabilmente un lastricato, una strada, questo è un fosso, e dentro ci sono probabilmente delle statue, questi arancioni. Questa è una costruzione con pavimenti, addirittura questa è la sezione, si vede il piano più sopra, poi ci sono come dei gradini, e quindi è un sistema che si eleva di quasi un metro. A che profondità? Ha una profondità di 70 cm o 78 cm. Questo è dato, l'ho fatto in un giorno, ogni 10 centimetri. Questo qui vale circa 45-50 km di da analizzare. Bene, qui invece si vede la fila, un recinto con bordo ellittico, probabilmente uno stadio, una costruzione pavimentata, una strada, un ettaro in un giorno a 78 cm. Non possiamo scappare. E che ce ne facciamo di tutto questo? Almeno la sovrintendenza illuminata, ripeto, illuminata, fa una convenzione con il vescovo e dice non di prendere niente, e lui dice sì, va bene, con noi l'università, con il Consorzio 1, con il comune di Capri, con il carcere di Massama, la casa circondariale di Massama, per avere l'aiuto dei carcerati per scappare. Poi assumiamo dei disoccupati, facciamo le indagini, tutti quanti noi senza prendere una lira, e il 5 maggio quando iniziamo fiorisce tutto, ci ricorda qualche altra cosa, qualche altro processo, però vediamo risorgere Monteprano, piena di fiori anche se semplici, però in mezzo a questi fiori io facevo un giro mentre gli altri facevano archeologia del paesaggio e guardate, lei la mano tapata, e poi improvvisamente guardate, in mezzo alla realtà una massa di 1,60 m per 37 con delle modalità, e poi un'altra della stessa dimensione con i ganci per potersi unire alla precedente. Questi chiaramente sono dei segni della presenza di un tempio, di un sacrario, di qualche cosa che non è una cosa che non vi ho detto, perché ho dovuto dire, che noi, ve lo potrei fare con l'aereo, se io lo vedo l'aereo che sta lì, l'aereo che sta lì manda un fascio di onde elettromagnetiche, questo incontra l'aereo, imbalza sull'aereo, viene riflesso, ritorna all'antenna, sa che la velocità della luce è di 300.000 km al secondo, quindi misuro il tempo che è impiegato da quando io ho emesso lo sweep e quando è ritornato. La differenza di fase, so la distanza, la divido per 2, questo tempo lo divido per 2 perché uno di andata e uno di ritorno, la moltiplico per la velocità della luce, so la distanza. Okay? Lì lo vede a un certo tempo. Quando si avvicina all'aereo lo vedo a un tempo minore. Quando è sopra l'antenna lo vedo a un tempo più basso. Poi si allontana e riapre. Se io unisco tutti questi tempi in un diagramma XT, scusate un po' di matematica, di una scienza matematica, si vede che è una iperbole. Cioè un oggetto io lo vedo come un'iperbole. Okay? Se invece ho uno strato orizzontale, la distanza
delle riflessioni è sempre la stessa e quindi lo vedo come una retta. Ok? Se lo strato è inclinato lo vedo come una retta inclinata. Ok? Devo fare delle operazioni che si chiamano migrazione, però lo vedo inclinato perché dipende da questo uscito. Ok, questo è tutto il mistero delle anomalie. Quindi gli strati li vedi tutti orizzontali, quasi sempre, perché un sedimentario sono orizzontali, soprattutto gli strati archeologici li vedo tutti quanti belli definiti e vedo le anomalie che sono dei livelli sopra. Ok? Scusi, queste ultime 2 riprese le ha scopate lei qualche giorno fa? No. È uscito da me. L'ho scoperto la mattina. Cioè, andando in giro, nei giorni, mentre gli archeologi scavavano, io ho detto, guarda che lì c'è una pietra strana, lo sono zucca, e abbiamo visto questo. Però questo è il famoso numero nuragico scoperto recente. Vedete, non è che sia un paesaggio esaltante, neanche brutto per carità, però. Promette. Non è un paesaggio, però promette. Certo, promette. No, credevo che facessi riferimento a questa ragazza. Bellissima piova. Sto scherzando. E questi sono i 4 detenuti che ci hanno aiutato. Grandissima intuizione del professor Zucker. Sono stati dati alla nostra custodia. 2 di questi, 2 giovani, uno di 20 anni, l'altro di 27, avevano già fatto 7 anni di galera, ma sono stati condannati a 30 anni per omicidio e quindi erano affidati alle nostre, erano liberi, cioè potevano scappare e noi saremmo finiti. Però ragazzi, e comunque è stata una bellissima vita. Finalmente il 5 maggio non avevamo il Gerardo arriva con Buster con queste macchine tutti quanti sempre inchiolavano la macchina, vedevano questo tipo strano, un cappello da sceriffo però siamo riusciti a fare delle belle cose anche in quello stato. Però vediamo questo, vi faccio vedere. Allora, tutti quei puntini verdi sono quei blocchi, guardate quest'area, è tutto puntini verdi, pieno, però ce ne sono alcuni che riflettono molto, vuol dire che sono più grandi e più superficiali. Allora, concentriamo la nostra attenzione, dopo aver fatto uno scavo qui, uno scavo dove non c'è niente, per dimostrare che là dove la geofisica dice non c'è niente, davvero non si trova niente, perché è importante questo. E allora concentriamo l'attenzione su questa zona. Bene? Però adesso vi faccio vedere uno scavo archeologico fatto in 20 secondi di 3.000 metri quadri, ci vogliono circa 10 anni per poterlo fare. Ogni pezzo arancione è probabilmente un pezzo di statua. Ne vedete? Qui si vede scorrere la profondità, siamo a 1 metro adesso, e queste sono le coordinate che non quadrate per favore. E quindi queste, oppure ancora 3.000 metri quadri ancora verso est, vedete sempre le parti arancioni e nero, sono delle zone sicuramente da scavare perché hanno delle cose sepolte di interesse archeologico. Ma passiamo velocemente, stiamo finendo, a questo. Guardate questi trapezi, sono di 2,30 m per 20 cm, e questi sono piani a 40 cm, a 50 guardate che cosa, a 60. Si vedono questi pezzi, soprattutto che flittano verso il basso, e compaiono anche delle lastre, dei piani, sono le lastre delle tombe. Abbiamo trovato la continuazione di quello che c'erano 10 metri e 30 di distanza senza tombe. E l'archeologo Franchetti aveva scavato qui, vedete, a 97 centimetri dalla tomba, dove aveva fatto lo scavo e ha detto non c'è più niente. Se avesse trovato le tombe io non starei qui a parlare. Allora, guardate queste date.
23 giugno del 2014, ore 13.05, abbiamo fatto i rilievi il 19, abbiamo lavorato venerdì, sabato e domenica, il giorno dopo siamo andati lì, io dopo 40 secondi metto le pietre come pollicino per dire dove è quell'anomalia grande. Il giorno dopo dormiamo lì, è il giorno più lungo, abbiamo lì in cantiere, il giorno più lungo, senza recinzioni, quindi avevamo trovato, dovevamo scavare qualcosa di eccezionale. Vi indico, queste come si dice in inglese, sono fotografie fatte alla filata, nel senso che io ero fotografato, quindi non sapevo che mi fotografavo. A Fura. A Fura. A Fura? Cioè, in nascosto? Sì. 24 giugno, io non sono sardo, però ci abito da 62 anni, quindi sono più sardo di voi, però certi dialetti, certe cose. Non la comprende 60 anni. Alle 9:16 del giorno dopo ho indicato dove scavare, continuare a scavare, e il 24 giugno, sempre il giorno dopo della mia indicazione, alle ore 15:28, dopo un giorno, 2 ore, 22 minuti e qualche secondo, troviamo il più grande vetro della storia. 2,35 metri, quel trapezio rosso. Io avevo sbagliato perché avevo detto, sapevo i giganti, quei famosi dati messi sulla sinistra, no? Che i giganti erano 2,30 metri, 2,20 metri, 2,30 metri, larghi 60-70 centimetri. Sì. Sì. Dove è stato trovato? Dove? Sì. Questo vedi? Sì. È stato trovato nell'area archeologica, dove avevamo autorizzazione a scavare. Grazie. Da notare, tra i dati, c'erano anche altre indicazioni che erano fatte a pezzi. E quindi io ho detto, sono 2 giganti. Quando mi vedo 2 vedi e sono da una parte contento, dall'altra no, perché mi ero sbagliato. E perché mi ero sbagliato? Perché non erano fatti a pezzi, ma erano fortemente legati dall'aratura. E abbiamo trovato anche un aratro, probabilmente nel 700, un bomero, che si era impigliato, era segnato fortemente. Tra l'altro l'hanno girato e dopo che si è girato si è stoppato. Purtroppo, però insomma è sempre un pezzo male. E un altro dato del problema erano che i vetri andavano da 1,5 m a 1,45 m. È detto, relata resa dagli archeologi, che il vetro sta a indicare l'importanza della persona sepolta, è normalmente vicino alle tombe. 2,35 metri, quindi è molto il importante. doppio e anche di più del vetro normale. Vuol dire che la persona sepolta lì è un re. E abbiamo trovato anche un pezzo, hanno trovato gli archeologi, un pezzo di coccio in cui c'è il disegno del pugnale. Se avete presente il bronzetto capo tribù, meritatamente mi hanno assegnato il premio Città di Ozieri capo tribù, mi hanno dato proprio la statua d'argento del capo tribù con il pugnale sul petto, perché il pugnale è il simbolo del re. E abbiamo trovato accanto a questo. Vuol dire che c'è un re sepolto. Ma io non sono sbagliato. E questo mi è rimasto. Ma abbiamo anche trovato che cosa? Abbiamo trovato quell'altro vetro ed è gridato, così come vi ho fatto vedere che le anomalie andavano qui. Ed erano a 50 centimetri. Guardate. E qui guardate 10 metri, 30, 40, 50 centimetri. 52 probabilmente sì. Questo è quello che abbiamo visto, e la fotografia è fatta dal drone, vedono i due vetri, ma non vedono le tombe, mentre noi vediamo che scaviamo altri 10 cm e cosa
E guardate, questo qui è il nostro rilievo, quello in rosso. Adesso compare lo scavo e il rilievo fatto, in qualche caso è preciso a un centimetro. Quindi è il disegno ripetuto in una maniera impressionante. Questo è tutte le anomalie messe insieme, troviamo 2838 pezzi contro i 4050 trovati. E questo significa che non abbiamo trovato, sono tutte le anomalie messe a diversa distanza, in profondità, tutti i corpi. Abbiamo tolto quello che si dice in inglese il bucuballa, cioè tutti le anomalie piccole, perché se no non riuscivamo più, e abbiamo mancato i pezzi piccoli, ma d'altra parte questo lo sapevamo, perché abbiamo scelto una distanza di 12,5, quindi quelli di 8 centimetri non abbiamo visti, molti pezzi avevano proprio questa dimensione. Ok. E vediamo, vedete lo scavo in tronchetti, questo qui. E questo tra l'altro vediamo le due serie di tombe disallineate di 91 cm. Noi in geofisica. Loro hanno trovato 92, ma secondo me hanno sbagliato. E abbiamo trovato modelli di Uraghe, come non sono mai nessuno mai visto. Teste, e abbiamo teste di... Queste sono ancora dentro il terreno prima di portarle via. Questo è il busto di un arciere con la faretra sulle spalle. E poi la cosa singolare è i due piedi con i sandali, con i calzari, e tra l'altro, ironia della sorte, nel paese di discalzi. I piedi tra l'altro sono di forgia romana, nel senso che il cosiddetto piede romano con le dita allineate, e non il piede greco come con il secondo dito più grande dell'alluce, che è il piede orientale. Quindi queste maestranze che dicevano venivano dall'Oriente non è così, sono autoctone. Secondo me, io mi sono fatto un viaggio nei paesi dove adesso c'era stato l'ISIS, l'ho fatto poco prima per fortuna, sono andato a vedere musei, posti sperduti nel Sumeri Titi, a mie spese naturalmente, e non ho trovato nessuna somiglianza con le statue. È una più grande statua. Ma continuiamo. Un'altra cosa, tempo fa, proprio qui vicino a Sant'Antioco, con una dottoranda, mi invento un sistema fatto a 4 ruote per fare misure elettriche. Vedete, sono chiodate sul pavimento. Questa ragazza si laurea, si addottora, fa la tesi, poi viene chiamata dai francesi, va a fare un master in Francia, gli racconta la sua tesi e i francesi brevettano questo sistema con un quadro, come vedono tutto quello di elettrico, con degli artici pesanti, fatto veramente bene. Non vi ho detto che quel sistema lì ci voleva un tubo di 3 metri, io do i soldi al mio tecnico per dire vammi a comprare un tubo di 3 metri che colleghi queste 3 ruote. Lui è tornato dopo 1 minuto e mezzo, 2 minuti, come hai fatto? È già comprato? Sei andato? Dice no, ho tagliato un palo del divieto di sosta. Sono dovuto andare a ripagarlo alla polizia, perché lo sapevo come fare. E questo che avevano fatto i francesi, ho dovuto pagare io i francesi per il sistema che avevo detto prima. E questo l'hanno fatto in 1 ora e 22 minuti, 2 ettari e 100. E vedete che qui si vedono, qui una serie di tombe, qui una struttura rettangolare, un muro perpendicolare. Questo è probabilmente il sacrario indicato dall'India, alla profondità di 60 cm. Quello che
che aveva indicato il rinvio. Questo è 1 metro di profondità e questo è 1,70 metri, quindi è bello alto, quasi 1 metro. Ma con quest'altro sistema? Sì, questo è meglio. E si vedono alcune capanne, addirittura dentro l'area archeologica ci sono 2 cove, 2 ruscelli, però i ruscelli, per quello che vi ho detto prima, la corrente passa facilmente, e invece qui troviamo resistiti, e quindi significa che ci sono delle statue o qualche cosa, delle statue o dei blocchi di pietra per bloccare volutamente, forse li hanno distrutti e hanno bloccato il ruscellamento del forse, oppure la loro. Ma veniamo all'ultima cosa, rilievo fatto il 2 di agosto. La mappa la produciamo il 26 di agosto, fuori vacanza, per modo di dire, perché ci alternavamo io, il professor Zucca e i miei ragazzi di professor Zucca ad andare a difendere il sito, no? Perché non è stato citato e c'erano chi faceva, giocava, chi faceva i bisogni dentro gli scavi perché nascosti dalle cose, cioè proprio una vergogna, no? E allora noi dovevamo stare lì per l'editazione. E allora finalmente il 20 di agosto, 19 agosto, do tutto, 26 di agosto, do tutto al professor Zucca perché io devo andare ad Istanbul, appunto andare a fare quel giro in Cappadocia, per presentare la storia del Belgio. E il professor Zucca aspetta che io ritorni da un congresso a Istanbul, ad Atene, eccetera. Sono tornato il 23 di agosto sul sito e lui ha iniziato a scavare. Che cosa? Questa anomalia gigantesca. Io avevo fatto spostare tutte le pietre, avevo detto ai detenuti per favore mi aiuti a spostare questo blocco, e questo uno di questi detenuti, avete presente qua un tecnico che mostra i muscoli, no? Questo tale quale, e mi fa, ma quello sì, dai, mi aiuti. Adesso lo devi riportare indietro perché è un terreno di un altro. Insomma, in poche parole siamo stati aiutati e spostato tutti questi. E lo vedevano loro, professore, io lo faccio, però se non mi dice dov'è il gigante, non glielo faccio più, Allora ho messo in palio 100 euro a chi trovava il primo gigante, diciamo, e ci mettiamo in questa, io sapevo che c'era qualcosa grandiosa. Guarda cosa c'è. Questa è l'anomalia, adesso è leggermente scittata, che si divide in 2. E cosa fa? E questo è il rilievo scandaloso, quello rosso. Praticamente l'ha visto perfettamente. Il professor Zucca diceva no, sono sicuramente un animale mitologico, è qualcosa di incredibile. No, questi sono 2, uno sopra l'altro. Questo non so cosa sia, però questi sono 2, vedete che c'è una specie di corpo e c'è anche la testa attaccata in uno. Questa è la ripresa dall'alto, questi sono i punti scannellati, questa è la nostra anomalia, ed ecco che cosa è successo con lo scavo. Ogni volta che lo vedo mi emoziono perché questa è l'87esima questa meraviglia che io ho visto prima negli anni e che è portata a scavare fuori dallo scavo. E una c'ha la testa attaccata. E quindi è stato un grandissimo successo, c'è un re. Dove sta questo re? Ci sono 2 statue di nervi interi
a guardia, non abbiamo ancora trovato la tomba. Dove può essere? Può essere forse in quella capanna? Andiamo a fare un altro metodo, non posso passare giornata tutto pieno di pietre com'è. Allora ci inventiamo un nuovo metodo, la prima volta al mondo che si fa una cosa del genere. E andiamo a vedere, la capanna non è una sola, ma sono 3 capanne. E può darsi che sia di tempo. Noi siamo stati mandati via e quindi non sappiamo lo scavo che c'è. Abbiamo preso la pubblicazione di usare scavato. Si vede praticamente ci sono 3 zone marchiate di azzurro, queste sono 3 zone marchiate di azzurro, si vede una capanna, un'altra capanna e quindi inizia della terza capanna. Quindi vuol dire che sono davvero 3 capanne, forse anche di più, perché noi abbiamo ristretto il campo. Bene, quello che abbiamo scavato fino adesso va dal punto a questo. E queste sono le strutture che abbiamo visto attorno. Ma questa è la fotografia fatta il 31 marzo del 2015. Oggi siamo andati oltre, perché io, non che me ne sono invischiato, non era necessario avere l'autorizzazione, io ce l'avevo già, 7 volte l'ho avuto, perché dovevo chiedere la Corte, ho continuato. E ho continuato per altri 8 ettari. Noi sappiamo in 16 ettari oggi, ogni 10 centimetri, per 10 centimetri, per 2,5 metri di profondità, tutto quello che c'è, ogni 12 centimetri. Abbiamo tante tesserine di 16 ettari, mentre in totale sono stati scavati 700 metri quadri. Questa è una 2,5 ettari di strutture, solamente quelle scure, sono di interesse. Quello probabilmente di tombe, questa è la linea di tombe che abbiamo scavato, che continua qui per 138 metri, se ne vede un'altra perpendicolare, tutto intervallate, così come fanno oggi che costruiscono gli elementi dove mettiamo i nostri morti, e sono uno separato dall'altro, che bisogna ricordarsi sempre dove sta il nostro caso. Probabilmente anche qui fanno la stessa cosa. E questo allora riprendo, mi metto davanti. Questo è tutto quello che è stato scavato. Figuratevi che questo pezzettino, non fate questo, perché è tutto quanto ancora top secret, perché prima non l'abbiamo pubblicato, secondo non abbiamo neppure la protezione, quindi se si fa vedere noi abbiamo scavato solo un pezzettino. Guardate quello che c'è, qui addirittura c'è una specie di agglomerato di uranio, due cisterne, si vedono ruscelli riempiti, d'ore riempite, si vede qui che questa roba continua a destra, poi abbiamo visto che continua ancora molto di più a destra, a nord, questo campo qui, e insomma, però quello me lo pubblicheremo perché dobbiamo continuare a studiare. Abbiamo anche misurato la febbre ai giganti. Abbiamo fatto una cosa, questa è comparsa al Super 4, abbiamo visto un nuovo metodo mai fatto al mondo, e cioè abbiamo messo tutto, e ci è costato 10.000 euro purtroppo, perché è venuta una tempesta, ci ha portato questo pallone aerostatico, dove c'è la termocamera, abbiamo rilevato la temperatura della superficie durante la notte. Durante la notte, sapete, il terreno restituisce il calore, i primi minuti sono proprio quelli più vicini alla superficie, poi il calore si trasferisce dal profondo e arriva in superficie, quindi l'immagine che io ottengo è quella della profondità, e quindi bisogna vederlo con le 4 cose, e quindi si vede anche con questo sistema. C'è anche un nucleo spettrale dove si vedono certe altre cose, per esempio la presenza di capanne nuragiche. E in tutto è successo questo. Adesso stiamo facendo che cosa? Stiamo facendo, prima mi sono ricordato che ho sbagliato, ho detto che erano dei giganti in calcare, invece erano in arenale piccoli, ma calcare e arenale sono diversi.
allora mi sono ricordato che forse potevamo utilizzare un algoritmo che uso dei petrolieri per scoprire se a 6.000 metri si riesce a vedere qual è la qualità del materiale, a 6.000 metri, sapere se è gas o petrolio. E noi dobbiamo capire con questo algoritmo applicato se è calcare, limestone o arenaria. Siamo riusciti a distinguere. Quindi adesso stiamo preparando una macchina capace di vedere non solo le anomalie, ma anche di vestirle, sapere se è calcare o arenaria. Quindi automaticamente Ma le statue sono tutte in arenaria oppure sono... Le statue sono tutte in calcare. Calcare? Sì, è una calcarenite, un calcare anche bianco, bellissimo. Questo non c'entra niente, ma è un tipo di musealizzazione. A questo punto io posso fare il museo senza scavare. No, questo non lo dite in perché altrimenti poi hanno ma se voi chiudete gli occhi, questo è stato fatto a Maiorca, non c'è niente. Sembra di entrare dentro le stanze. Adesso chiudete gli occhi, si può vedere il bellissimo. Adesso lo stiamo vedendo dei visori, quelli che vendono a Wega World e altri posti. Noi possiamo entrare tutto dentro le cose della geofisica. È quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo fatto altri 3 ettari, questo qui è un campo pieno di robe, le strade, le cisterne, cose strane, forse una fonte, e si vede anche con un altro sistema la geologia. Si vede, questa è la sezione verticale, questo è Montiprana e siamo scesi a 600 metri e abbiamo visto che in mezzo alla gita, guardate, c'è qualche cosa di archeologico. Ma infine mi sono ricordato che c'è San Salvatore di Sinis, che è del secondo secolo a.C. Allora ho detto, se a quell'epoca si era ancora contezza dei giganti, era molto meglio che quanto possiamo pensare noi. E siccome ci sono dei tanzebao, dei disegni, magari c'è un disegno di qualche gigante, ma attualmente non si vede niente. E allora se non si vede niente come facciamo? Io prendo la mia macchina fotografica, una Nikon, basta, apro, gli tolgo il visibile, gli metto 17 filtri, 7 filtri, adesso diventeranno 17, 7 filtri all'infrarosso e all'ultravioletto, energizzo il tutto e vedo che vedo delle cose fantastiche. Questa è la fotografia normale, si intravedono delle figure ma non si legge niente. Qui vedete qualche cosa di particolare. Guardate questa, ha una certa frequenza. Che cosa viene fuori? E non solo, ma addirittura si vede dei particolari incredibili. Guardate le acconciature, le avoncelle, un disegno di una nave con i barini sopra, un cupido, si vede la faccia, si vede una danzatrice nuda, ma soprattutto si vede quello che mi interessava, una quadriga con un ossiere che agita una palla, monte delle palle. E ne abbiamo trovati 3. L'unico aggancio montetano per ora nell'unica sala che noi abbiamo studiato sono 5, più 2 murate nascoste, che adesso abbiamo avuto l'autorizzazione per studiare. Noi avremo quindi un museo nuovo in cui possiamo vedere tutto quello che si può vedere, che è stato disegnato a San Salvatore di Sinis, spalmato in una nuvola di punti dello scanner laser, vista anche dall'aereo, oltre che sottoterra, con il radar e in un unicum digitale, per cui io me ne posso stare a casa mia a vedere tutto quanto pagando,
oppure posso metterlo sul sito per la gioia dei ristoratori, delle cose eccetera, e lo metto sul sito per poter vedere e far vedere anche alle persone. Abbiamo una persona che oggi, non so, inabile per andare a vedere per esempio i musei di questo tipo, oppure andare a vedere i murali per esempio. Ecco, non è giusto che queste persone non possano frequentarle insieme a noi. E quindi questo è un mezzo assolutamente nobile, bellissimo, che vi racconterò l'anno prossimo, allo stesso giorno, se volete. Tutte le archeologhe, tutte le archeologhe del professor Zucca, tranne uno, tutti i miei collaboratori, tutti questi sono assolutamente disoccupati e soprattutto anche un detenuto a cui, quello di 30 anni, cui siamo riusciti forse a far riaprire il processo che è andato giudicato. E questo, il giorno della notizia che era ammissibile il ricorso, non che con questo lui sia stato già scagionato, la madre ha fatto una grande festa, ci ha dato un pranzo alla sarda con 32 portate, c'era di tutto, anche una torta gigantesca con i giganti disegnati, e mentre mangiavamo, perché abbiamo sempre fatto 3 anni di panini, io portavo da Cagliari le Padule, quando ci hanno intervistato uno dei detenuti ha detto: qual è il momento più bello che ha passato qui a Monteprano? A Ballarò. Hanno detto: è quando arriva il professor Ranieri con le Padule. Però non è solamente questo, siamo diventati proprio, con tutto il rispetto che abbiamo avuto, hanno rispettato le ragazze, hanno rispettato noi in una maniera incredibile, hanno lavorato veramente tantissimo. Posso raccontare, c'è da scrivere un libro sulla lavorazione. E lui a un certo punto, mentre mangiavamo, ha tolto fuori un cesto con i vini di Contini, i giganti, e ha regalato a me, al professor Zucca, ad Adriano, a tutti quelli che hanno partecipato, una bottiglia di vino, i giganti, personalizzato, al gigante Gaetano, al gigante Momo, al gigante Adriano, eccetera. E ha scritto una dedica che non so se riesco a leggere perché mi commuove ancora oggi. Non esiste una notte tanto lunga che impedisca al sole di risorgere. Grazie di essere stati l'alba di un nuovo giorno. Grazie a lei.